Ben ritrovati amici sportivi, Claudio Costanzo ai microfoni della Wii Sport SD vi racconterà della quarta giornata del campionato di promozione siciliana Girone C. Di fronte il Forza Calcio Milazzo e il Città di Messina, squadre che si sono già affrontate in settimana per gli ottavi di finale della Coppa Sicilia. Allora, vinse il Città di Messina per 5-1, è stata, possiamo dire, una passeggiata per gli uomini di Nello Basile, che oggi però siamo sicuri che troveranno una formazione molto più ostica a fronteggiarli. Arbitra l'incontro il signor Nunzio Elia Maria Salerno, assistenti Alberto Lopresti e Giuseppe Minutoli della sezione di Messina. Come al solito, con l'ausilio della nostra grafica andiamo a scoprire le formazioni che si sfideranno in campo. Città di Messina con il solito 4-4-2 a trazione offensiva, Contiano che però prende il posto degli uomini a destra, Leo e Bombara centrali, Fragapane a completare la linea difensiva, ad agire in mediana Arena e Cardia, e poi Amante e Mancuso sugli esterni per innescare la coppia Arrigo-Codagnone. Qui tutto pronto, foto di rito per le due squadre. Ricordiamo Città di Messina capolista del girone C, che ha passeggiato nella scorsa settimana sul Gescal. Possiamo partire. Il Forza Calcio Milazzo giocherà questo primo pallone classico ledino bianco-rosso. Risponde il Città di Messina destra verso sinistra con primo giallo-rosso. Qui Arena serve subito Arrigo che scatta sul filo del fuorigioco e col mancino purga Raiti, sblocca subito il risultato. Davide Arrigo, l'ex primavera della Juventus, porta avanti i suoi dopo 2 minuti grazie a un pallone perfetto di Giovanni Arena. Gara subito in discesa per i ragazzi del presidente Lorè. Qui ancora Mancuso vince un contrasto, Cardia può lanciare Amante, mette giù il pallone col mancino, palla dentro per Codagnone, para Raiti, la palla resta lì per Mancuso che si coordina e firma il terzo gol stagionale dopo le marcature con Giardini e Gescal. Anche quest'oggi il numero 7 ex Sporting Taormina timbra il cartellino. Città di Messina avanti già per 2-0 al 6° minuto di gioco. Prova a rientrare in partita però il Forza Calcio Milazzo, che si fa vedere dalle parti di Simoni con questo tiro di Stramandino. Anzi, era l'acqua che col destro ci ha provato ma non ha impensierito Simoni. Qui però Mantarro scatta sul filo fuori gioco, va col mancino, termina largo il suo tiro, prova a scatenarsi l'ex Sporting Club Messina. Qui Cardia lascia battere veloce la punizione, che trova puntuale la sponda a servire Mantarro, che col pallonetto accorcia le distanze, batte Simoni. Ciccio Mantarro fa rientrare in partita i suoi con questo splendido pallonetto che beffa l'uscita di Simoni. Qui ci prova anche sul calcio di punizione la formazione del presidente Micali, troppo debole, facile preda di Simoni. Doveva rispondere al solito in ripartenza il Città di Messina. Codagnone si sovrappone ad Amante, mette questo pallone dentro, chiuso dalla difesa milanzese. Qui ancora recupera bene palla Arrigo, ma termina così la prima frazione di gioco. Allora possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini alla seconda. Città di Messina che sta conducendo per 2-1, una partita tutt'altro che semplice. Forza Calcio che ha ritrovato le energie dopo il gol di Mantarro, vuole credere nel pareggio ma resterà anche in inferiorità numerica, e allora sarà difficilissimo per la squadra di Gitto impensierire la corazzata di Nello Basile, che qui ci prova su punizione, bella palla dentro, si avvita Codagnone, termina alto il suo colpo di testa. Però rinvio errato del portiere Raiti. Codagnone di testa lancia direttamente Arrigo, che prova anche lui col pallonetto di esterno destro, termina largo, aveva provato ad accendersi il numero 10 del Città di Messina. Qui Fragapane, Amante, azione tutta di prima splendida di Cardia, ancora per Amante che ora si può involare, punta il diretto avversario, lo salta di netto, sposta il pallone sul mancino, dentro per Arrigo. Calcio champagne del Città di Messina che chiude definitivamente la partita, ancora una volta con Davide Arrigo al 64° minuto di gioco, fa 3-1 e chiede anche il cambio. Città di Messina che mette così in ghiaccio la partita.
chiude una splendida azione il numero 10. C'era spazio allora per Simone Alessandro che prende il posto di Diano e Iovine quello di Aricò. Da segnalare anche il gol sul finale all'89esimo di Giuseppe Amante, che per un errore tecnico non è stato ripreso. Ci scusiamo, ma vi invitiamo comunque a restare connessi con noi perché il meglio del calcio dilettantistico è targato Wii Sport SD. Allora, da Claudio Costanzo per oggi è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.